28 luglio 1985, 33 anni fa, a Porticello, frazione marinara di Santa Flavia, Cosa Nostra decise di chiudere i conti con Beppe Montana, di interrompere barbaramente la sua forte ed incisiva azione di contrasto alle cosche mafiose, lotta che fino a quel momento aveva brillantemente condotto attraverso l'instancabile lavoro a capo della sezione catturandi della squadra mobile nel capoluogo siciliano. Oggi dunque giornata di commemorazione sia nel Palermitano dove avvenne l'agguato sia ad Agrigento, territorio di origine del commissario Montana. Alla chiesa Beata Maria Vergine Immacolata il cappellano della Polizia di Stato, Don Antonio Lalicata, ha celebrato la Santa Messa. E appena qualche mese fa la questura di Agrigento è stata intitolata proprio a Beppe Montana, una cerimonia solenne, alla presenza del capo della Polizia, direttore generale di Pubblica Sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli. La commemorazione di oggi è un importante momento attraverso il quale vogliamo trasmettere ai più giovani, ha detto il questore Maurizio Auriemma, l'esempio di serietà, di caparbietà, di testardaggine, di onestà intellettuale e di professionalità che lo ha portato a sacrificare la propria vita e a vanificare anche quello che era il sogno della sua vita. Era con la sua fidanzata. Quindi un richiamo al fatto che era con la donna e doveva essere la donna della sua vita. Non ha potuto coronare questo sogno perché vilmente l'hanno ucciso alle spalle, che assolutamente non avrebbe voluto essere eroe, avrebbe voluto coronare il sogno della sua vita, sposarsi con questa ragazza, poter avere una famiglia e continuare a svolgere il suo servizio, certamente non diventare un martire della Polizia di Stato. Io personalmente come questore della provincia di Agrigento sono onorato, sono fiero, orgoglioso di essere ad Agrigento e di poter in questo percorso di tempo ho avuto le occasioni di poter degnamente ricordare questo giovane collega valoroso funzionario.